Musica, canti e danze tradizionali hanno animato il Martedì Grasso in piazza San Marco, regalando al pubblico un viaggio nella cultura cinese. Protagoniste dell'evento, donne vestite con gli eleganti abiti Hanfu, che si sono esibite in coreografie ispirate alle antiche tradizioni orientali. L'iniziativa, parte del calendario di Marzo Donna 2025, è stata organizzata dall'associazione Il Filo di Seta, con il coinvolgimento della comunità cinese del Veneto. Lo spettacolo ha chiuso simbolicamente il Carnevale di Venezia, offrendo un'opportunità di scambio culturale e di valorizzazione delle radici storiche cinesi. A portare i saluti istituzionali è stata la presidente del Consiglio Comunale, Ermelinda Damiano, che ha sottolineato l'importanza della presenza femminile nella comunità cinese veneta. Abbiamo voluto celebrare la cultura cinese in una delle piazze più belle del mondo, consolidando un legame storico millenario tra Venezia e la Cina. Ci auguriamo di poter continuare a promuovere iniziative che uniscano le donne veneziane e cinesi, valorizzando le loro eccellenze artistiche e artigianali. Lo spettacolo si è articolato in 6 momenti, alternando danze, duetti strumentali e recitazioni di poesie classiche cinesi. Il culmine è stato la sfilata di 34 donne cinesi vestite con abiti tradizionali e nuziali che hanno affascinato il pubblico con i dettagli raffinati delle stoffe preziose. Inserire elementi culturali orientali nel Carnevale di Venezia ha dato un tocco unico alla manifestazione, valorizzandone la dimensione internazionale, hanno dichiarato gli organizzatori. Attraverso la sfilata e le esibizioni vogliamo far conoscere la bellezza e la ricchezza dell'abbigliamento tradizionale cinese, permettendo alla nostra cultura di brillare sulla scena mondiale.